Hola, hola. Perché a questo punto sale la curiosità. Voglio sapere cos'è successo a Barcellona. Ma ti devo dire, c'era grande fermento per Barcellona e Real Madrid. Cioè, beccai giusto la settimana che io volevo andarmelo a vedere. Ma sei tornato prima? No, tra l'altro la stavo seguendo pure per quelli che è il calcio, che tu che Simone Ventura, Simona con Barcellona ha avuto un rapporto molto inside. Giusto, siccome ci sono state le elezioni in Catalogna, l'hanno spostata poi a lunedì. Perciò prima del martedì, poi ne fotterono praticamente e non ci siamo potuti vedere. Però il Barcellona ha vinto 5-0, quindi saranno contentissimi. Sì, alla faccia di Mourinho, guarda che noi ci piace. Si è preso una sberla a sì, 5 mani. Sai, Barcellona ormai tutti fanno chic. Ma anche noi l'altro giorno abbiamo cambiato a proposito di calcio e di gol, visto che insomma c'è qualche amico. Tu sei romana, no? È romana, siccome noi così domenica casualmente abbiamo battuto la Roma a Palermo 3-1. Casualmente. Bravo. Abbiamo battuto la Roma 3-1, infatti dopo la sconfitta Totti da Vodafone è passato a 3. Questa è carina, Tu sai che insomma noi catanesi abbiamo qualche discussione in atto con i romanisti e invece speriamo che il mondo del calcio si rassereni e si rappacifichi. Questo allora, lo sapevo. dai, no, dimmi. Per me è sempre una bella occasione andare all'estero perché tu vedi, si parlava prima di mafia, purtroppo noi siciliani veniamo visti come terra di mafiosi. Ovunque vai, sarà successo a tutti voi, appena vai all'estero e dici che sei siciliano, la prima cosa che ti dicono è mafioso, subito. Vero. È successo, ma a me lo sa una volta dove mi è successo, all'isola di Sambat, ai Caraibi, e c'ero io, i Caraibi, signora, sapete nei Caraibi, lontano, molto lontano. C'ero io e un mio amico di Catania, c'era un ragazzo di colore che ci voleva vendere lo spinao. Lo spinao, tradotto nella loro lingua, era il fumo, le canne, cosa che non dovete fare, no? Allora chi insisteva, fratello, spinao, o ne volevamo, te ne chiede, o ne volevamo, e quello spinao, e insisteva. Allora, siccome noi diciamo sempre di no, questo per minacciarci, per farci spaventare, ci fa l'amico, we are Sicilian boys, siamo picciotti siciliani, annuati. Ci disse, chi siete buati? Allora, amico mio fa, I am from Catania, e parlando per me ci fa my friend from Palermo, che appena ci disse Palermo c'era un albero di banane, è scappato sull'albero, tanto che io mi ci avvicinavo, ci disse what, che è successo? Chi di lontano mi faceva Totorrino, ci disse ma vaffanculo Totorrino, ma cose di pazzi. All'isola di Sambat, signore e signori. Figuro, racconto sempre, tu che sei stato da poco in America, l'amico mio ci domanda, chiedo subito, where do you come from? Da dove vieni? L'amico mio contento, I came from Sicily, sogno siciliano, Sicily, where? Palermo. E chi ci disse? A Palermo se c'è cecci mafiosi. Siccome quello lo sapevo, guarda, me l'aspettavo, purtroppo noi siamo vittime, insomma, di questa cosa che ci portiamo, ma mi creda che i siciliani sono brava gente, no, se c'è cecci mafiosi. Sì, lo so, purtroppo, sa, soprattutto in America siete abituati a vedere The Godfather, Il Padrino, queste fiction sulla mafia, ma mi creda che i siciliani sono gente operosa. No, se c'è cecci mia figlia, l'amico mio si stava cominciando a incazzare. Lo senta, io lo capisco, ma non è che puoi insistere, mi creda, che i siciliani sono brava gente, una piccola minoranza. No, se c'è cecci mafiosi, insomma, questo continuava, minchia, l'ha dovuto ammazzare. Cioè, quando tu dici... Quando dici che non se ne può fare a meno, non se ne può fare a meno. Vabbè. Mi permetto, grazie, un po' buono. Mi permetto di scherzare. Grazie, dopo mi permetto... Fatelo, perché un applauso ti sta sempre bene. Quindi mi permetto di scherzare su noi siciliani, che come diceva Cicerone, i siciliani hanno una grande particolarità, che è quella di ridere degli altri, ma di ridere di loro stessi. Il nostro famoso autoironismo, lo diceva prima Salvo, con una formula filosofica che ci ha fatto superare di tutto, che qualsiasi cosa succede in Sicilia, il siciliano come risorge. Ma sì, fottiti, nettera ma campare. Ecco, aspetta, signore, col futtitinni abbiamo sconfitto 13 dominazioni. Arabi, normanni, fenici, bizantini, spagnoli, francesi. Qua arriva in Sicilia, diciamo che siamo un popolo ospitale
No, ma aspetta, facciamo però. Ce ne sono stati tanti, sì. Sì. Dominatori ce ne sono stati tanti. Ce n'è una in corso, che è quella 14ª. Una dominazione in corso. Quale? I cinesi. È vero. È vero, A Catania non ci sono i negozi, quelli con le palle. Ci sono interi quartieri. Bravo, a Palermo interi pure. quartieri. Palermo c'è in via Lincoln che pare Shanghai. Tu già sei là, dici, ma sono a Palermo. Guardate, ci stanno invadendo silenziosamente. A picca, tu vedi un cinese, tac, l'indomani un ristorante. Tu vedi piano piano. Allora io, tra l'altro, la lingua siciliana, poi mi chiedo, perché sono uno che studio, un po' di cinese ce l'ha. Ah sì? E se ti sento parlare così, dici, che fu, sango, vieni qua. C'è un po' di cinese nel nostro. Allora io mi sono chiesto, ma può darsi che proveniamo dalla famosa dinastia dei Ming, visto cosa? Scusate, Ma visto cosa? No. Vabbè, scusa, io parlo. Spiega. I Ming sono stati una dominazione di grandissimo spessore culturale, grande potenza. I Ming, siccome noi i Ming lo diciamo spesso. Sì, vero, lo diciamo spesso. Nascono i famosi interrogativi inquietanti. Ma siamo discendenti allora della famosa dinastia dei Ming? Oppure, ma da che Ming di dinastia veniva? Questo è quello che ci chiediamo. Perché eventualmente dice risolviamo il problema. Vabbè. No, ritorniamo alla Spagna. Alla Spagna, sì. Anche che poi, sapete, noi, per esempio, guardate, per la Sicilia e la Catalogna hanno tante cose in comune, vede? Perché la storia della Sicilia è veramente molto importante. Noi abbiamo avuto una dominazione spagnola dal 1200 al 1700 circa. D'altro una dominazione che ai siciliani è piaciuta, perché gli spagnoli sono persone allegre, divertenti. D'altro le quattro simboli, le chiamano le quatre barres, che sono i colori giallo e rosso, sono anche i colori della regione siciliana e anche della provincia di Messina. E non a caso abbiamo anche un Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina. Abbiamo tutto in Sicilia, non ne manca niente, pure Barcellona c'è. Sì. E anche la lingua, il dialetto siciliano è stato contaminato da molti vocaboli di spagnolo. Io per esempio me ne sono scritti qualcuno, per esempio il cortiglio, che è uno sport principale per i siciliani. Come no? Noi cortighiamo di tutto e tutto. Viene da cortiglio, che è cortile, proprio il vocio che c'era nel cortile. Aspetta un attimo, perché Beneditta si chiede cos'è un cortiglio. Il ciciulio, insomma, il cortiglio è quando tu arrivi e parli di tutto quello che non dovresti sapere, ma lo sai. Poi pettegolezzo. Il pettegolezzo. Poi non c'è cosa peggiore di un siciliano. Tu non raccontare mai niente a un siciliano. Ah no? Perché un siciliano ti dice: guarda, te lo racconto a te, mi raccomando. E resti fra noi. Che ti dice puoi stare tranquillo. No, anzi, qualcuno dice a mia Murisi, a mia. E che mi sta dicendo? Il giorno dopo, tranne il TG1, lo sanno tutti. Sanno tutti. Cioè, guai a contare cose siciliane. Va bene. Perciò poi dicevamo che la caponata. La caponata famosa viene da caponata. Iurnata viene da iornata. Crianza, che significa educazione, si dice mala crianza. Poi si dice proprio crianza. Cannavazzo, che da noi per esempio a Palermo si dice sei uno straccio. Viene da canamajo. La zita famosa, quanto è la mezzita, viene da cita, che significa appuntamento. Sgarrare viene da esgarrar. Passiare, che è un altro sport siculo, viene da passear. Perciò se io volessi di fare una frase di senso compiuto, volessi dire basta con sto cortiglio sulla mezzita, va passia, non fare mala crianza e non sgarrar canamacio, sto parlando in spagnolo. È vero, avete visto? Quindi senza saperlo, buona parte di voi e buona parte di noi parla lo spagnolo, hai visto? Poi ho conosciuto dei personaggi famosi della Spagna. Ah, sì? Sì, perché c'erano i VIP. Ho conosciuto il più forte tuffatore spagnolo, quello più bravo, che si chiama Casco de Panza. Dice che è bravissimo proprio a fare i panzati. C'è un ragazzo che sulla panza è rimasto un pochettino. Poi c'è la più forte tuffatrice anche spagnola, che si chiama Maria che Panzata. Sì. Poi c'è la più grande cantante pure spagnola, che è Dolores de Panza, quando canta. Poi c'è la vedova più affranta della Spagna, che si chiama Esperanza de Escobar. Vai! Ma vabbè. Quella è. Se tu l'hai incontrata, scusa. Sì. Così è. Poi c'è la donna più freddolosa di Spagna, che si chiama Amalia Delana, e che sente sempre freddo. Poi c'è il più astuto investigatore spagnolo, che si chiama Vasco Tesgama, che te incoce. E poi il più noto petomane spagnolo, e chi se l'avevo, che si chiama Vasco Reggiando. Vabbè, d'accordo. Olè!
Va bene. E quindi è stata la tua esperienza spagnola? Spagnola, poi tra l'altro ho incontrato anche una coppia di siciliani. Beh, i siciliani sono dappertutto. Visto? Che c'è? Rido come i bambini. Brava, ridere fa bene alla salute, Sì. come si dice, fottetine, ride. Allora dicevamo Stasera è così, in albergo. In albergo. L'albergo bellissimo, eravamo alla Diagonale vicino alla Ramblas, La Ramblas, questo vialone meraviglioso. Faccio uno spot. Guardate che una Barcellona è una città bellissima, bellissima. Vi innamorerete di Barcellona. È vero, bellissima città. Non l'avete già fatto? No, vabbè, ma poi adesso con i voli fatevi Sì, weekend, partite, perché poi conoscere altri popoli è importantissimo. Barceloneta, questa spiaggia meravigliosa, è vero. Molto molto bello. Sì. Ma poi c'è il mercato, a proposito Sì, dei mercati, c'è il mercato che si chiama la Bocheria, Sì. che è un mercato bellissimo che corrisponde ai nostri, ma è talmente sistemato, la frutta pareva finta, pulita, tutto sistemato. C'è un bel rispetto delle regole, ecco, dovremmo imparare è vero. dagli altri anche il rispetto, anche il traffico. Io vedevo per esempio, arrivavano i pedoni, Sì. cosa faceva? Davanti il pedone, quello di Barcellona, frenava perché aspettava che il pedone passasse, in Sicilia. Da noi il pedone ci dà già fastidio. Quando lo vedono, amore, levati che devo passare. Poi si dice, noi ci manca questo senso un po' civico. Per esempio, quando io ho visto delle scene, che anche a Milano capita che posteggiare in doppia fila, può capitare un'urgenza, il milanese esce, scusate, è stato un imprevisto, tac, chiede scusa e se ne va. Un siciliano scusa non ne chiede. Intanto posteggia al centro della carreggiata, proprio in mezzo alla strada. Tutte che suonano, la faccia del siciliano. Ma che è tutta questa confusione? E chi dice, ma è sua la macchina? Dice, mia, e allora? Ma non lo vede che ha bloccato tutta la strada? Non è che chiede scusa. Si affaccia, guarda la corsia, taglia la macchina e ci dice, ci passa un camion. Sì. Però prima guarda, verifica e poi dà la spiegazione. Questo senso civico. E ti dicevo, in albergo c'era una coppia di siciliani alla prima notte di nozze di sposini che avevo visto. Allora, siccome avevamo lo stesso corridoio, mi intissi a questa discussione. Loro entrano nella stanza da letto e chiedo, amore, in stasera in Spagna mi sento un toro, mi sento... Allora quella è, amore, entro in bagno, mi preparo, ti aspettos, che già parlava spagnolo. Ti aspettos? Noi ti siamo così, canciamo, aspettos, amigos. Che basta mettere una S e parliamo spagnolo. Noi siamo già spagnoli. È vero. Perciò, e lei entra nel bagno e non usciva, che sono mezzanotte, l'una, le 2, ci tuppoleava, oh, amore. Ecco, un attimo che esco, le 3, le 4, le 5, le 6 del mattino, chissà, non dicevo, poi sento tuppoleare il cameriere che gli porta la colazione in camera, perciò che fa? Questo entra, appena l'emozione, esce dal bagno e chiede, bella, si italiano, sta ancora a casa. Nel frattempo, con la porta socchiusa, passa una coppia di spagnoli, ci fa quello, amor, vamos alla siesta, che in spagnolo dice andiamoci a coricare. Minchia se vota chi, sentista chi si stanno a fare la siesta e noi ci mancamo fatta prima, ci fa chi. Ma che vuol dire? Non capiscono. Vabbè, comunque è stata una bella esperienza. È stata una bella esperienza, speriamo di ritornarci presto, bella. Grazie, hasta luego, amigos. Salvaggio, va bene, poi... Grazie.